Buongiorno, ben ritrovati con Focus. Ancora la strage sulle strade al centro dei nostri notiziari. È inevitabile perché ogni giorno c'è più di un incidente in tutte le nostre province. Spesso i nostri inviati raccontano quello che è successo. Oggi andremo da Cristian Arbò e tra poco per darvi conto dell'ultimo incidente gravissimo accaduto ad Oderzo. Questa è la 25enne che aveva chiesto al fidanzato di provare l'auto. Sono finiti in un fosso, lei è morta a 25 anni, lui è in gravi condizioni. Le condizioni in realtà stanno migliorando e tutti ricordano Chiara che aveva la luce nel sorriso e mancherà a tutti in paese. E continuano gli incidenti su tutte le strade, purtroppo 10% in calo sono i decessi del 10% rispetto all'anno precedente, ma per la gran parte delle vittime è stata fatale una fuoriuscita autonoma. Anche in questo caso non ci sono scontri frontali in molte circostanze. Il bilancio degli incidenti nella Marca nel 2023 con il prefetto che fa sapere che è in corso la revisione dei velox nel territorio. I dati non sono confortanti, abbiamo una leggera diminuzione sugli scontri che hanno portato a decessi, 57 nel 2023, però ricordo che quest'anno si è aperto malissimo. Se il 2023 si è chiuso con un calo della mortalità sulle strade, meno 10%, 57 vittime contro le 63 dell'anno precedente, le prime settimane del 2024 si stanno rivelando drammatiche. La causa principale dei sinistri si conferma la stessa che l'anno scorso ha causato ben 14 vittime. Il maggior numero di incidenti è dovuto alla fuoriuscita autonoma, che porta a considerare il fatto che la persona ha tenuto un comportamento di guida non conforme al codice della strada o adeguato alle condizioni della viabilità. 2.558 i feriti nel 2023 in strada, over 65 e giovani adulti tra i 25 e i 44 anni, le fasce maggiormente coinvolte. Giugno il mese nero con 9 mortali, il sabato e la domenica i giorni peggiori. In questo quadro il prefetto non usa giri di parole per dare un giudizio su chi abbatte i velox o i cartelli di limite dei 30 all'ora. Credo che scarsa intelligenza, livello di culturale bassissimo, mancanza di buonsenso, in una parola si dice imbecillità sul vocabolario. Fatto sta che la prefettura sta procedendo alla revisione dei 4 velox autorizzati direttamente dall'ufficio del governo, rispettivamente a Castello di Godego, Volpago, Riese, non appena verrà ripristinato dopo il recente abbattimento, e Roncade in Treviso Mare. D'altro canto l'alta velocità ha registrato nel 2023 un incremento del 52% delle sanzioni. Vi sono stati più controlli e sostanzialmente danno anche alcune sanzioni in più. Se ci sono agenti sulla strada, se c'è più polizia locale, in qualche modo si riesce a intervenire in tempo reale e dare una risposta. Tra gli strumenti in campo da quest'anno un portale web a uso istituzionale in cui vengono caricati in tempo reale i dati di rilevazione degli incidenti. Di conseguenza andare a individuare punti neri o altre situazioni particolari dove è possibile fare qualcosa. Abbiamo visto che invece il trend è quello di una fuoriuscita autonoma e quindi sappiamo che il problema è il comportamento degli utenti in questo momento e in questo caso possiamo fare ben poco. E dopo aver inseguito gli agenti della polizia stradale, dopo averlo inseguito, gli agenti della polizia stradale hanno faticato a far scendere l'autista da un camion che aveva imboccato la tangenziale in contromano. Ci sono anche quelli che vanno in senso opposto. L'uomo è stato arrestato. Contromano a fortissima velocità e ubriaco lungo la tangenziale di Padova. È stato convalidato l'arresto dell'autista di un camion che nella notte tra domenica e lunedì, per sfuggire ad una pattuglia della polizia stradale di Venezia, aveva imboccato Corso Argentina in direzione Abano Terme, Contromano. Nel tentativo di fuga il camionista aveva prima speronato una delle auto di servizio e poi era andato contro un'altra auto in transito con alla guida una donna immediatamente soccorsa da un secondo equipaggio della polizia. Il camionista è stato inseguito e bloccato a Selvazzano Dentro. L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato fatto scendere a fatica dal mezzo.
Gli sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga e omissione di soccorso, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. Sia i poliziotti che la conducente dell'auto sono ricorsi a cure mediche. E c'è anche chi guida senza patente, non è la prima volta, una patente falsa il più delle volte. Un 26enne straniero è stato denunciato dalla polizia. Vediamo, siamo a Vicenza. Obiettivo sicurezza. Raffica di controlli a Montecchio Maggiore da parte della Polizia di Stato. Particolare attenzione alla stazione ferroviaria, ai bar e alle sale gioco. 21 veicoli controllati, 64 persone identificate, di cui 23 straniere e 3 con precedenti. Intanto a Vicenza un equipaggio delle volanti in via D'Annunzio, nel quartiere Ferrovieri, ha notato un'auto che alla vista della polizia ha rallentato notevolmente. Insospettiti, gli agenti hanno dato lo stop alla vettura e hanno controllato i passeggeri. La patente del conducente risultava rilasciata in Romania ed evidenziava visibili difformità degli elementi di sicurezza. Per questo il 26enne pakistano è stato portato in questura e identificato per poi essere denunciato. E restiamo sempre a Vicenza con il furto di un'autovettura. Ha rubato un'auto e poi l'ha abbandonata. Il responsabile è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza della carrozzeria dove è avvenuto il furto. Arzignano ruba una macchina parcheggiata all'interno di una carrozzeria. Il ladro riesce a impossessarsi delle chiavi dell'auto di cortesia e a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Nella stessa serata la vettura, una Fiat 500, è stata abbandonata a Vicenza in viale Retegna, dove viene ritrovata dalla Polizia di Stato con la portiera del conducente aperta e la chiave nel cruscotto. La questura ha restituito l'utilitaria al proprietario. Intanto i carabinieri di Arzignano hanno recuperato i filmati dell'impianto di videosorveglianza della carrozzeria con i fotogrammi salienti del furto. È stato così identificato il responsabile, che aveva agito con volto scoperto. A quasi un mese dal fatto è stato avvistato dai carabinieri a una fermata dell'autobus. Fermato e accompagnato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà. Si tratta di un 32enne trevigiano che vive a Montebello Vicentino e che a proprio carico ha precedenti per furti e droga. Ieri l'ultimo saluto a Timothy Dalbello, il ragazzo che è morto a seguito dell'incidente stradale di Pagnano d'Asolo. Ovviamente ricorderete che era stato un 92enne che aveva perso il controllo dell'auto, aveva investito un gruppo di ragazzi, tantissima gente che gremiva la chiesa di Casella. Tantissime persone dentro e fuori la chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per dare l'ultimo saluto al giovane Timothy, coinvolto lo scorso 28 gennaio in un terribile incidente stradale a Pagnano. Timothy avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile. Oggi un dolore tanto grande e immenso, direttamente proporzionale a tutto il bene che ha caratterizzato la vita troppo breve di questo ragazzo innamorato delle moto. Il gigante buono, il gigante gentile, come lo chiamavano i suoi compagni, i suoi amici, stretti attorno a mamma Monica e papà Denis, alle due sorelle Sara e Aurora. Voi avete scritto fuori ciao Timothy. E Timothy, sapete come vi risponde? Arrivederci in cielo. Sulla bara di legno chiaro, fiori colorati, tanto arancione come la moto di Timothy, e poi il casco, i guanti, le chiavi. Un vuoto che pesa come un macigno per tutta la comunità e la famiglia. Ti ricorderemo per sempre come un fratello. Ciao Timothy, grazie dal sud. Ciao Timothy, voglio concludere questa lettera dicendoti una cosa che abbiamo dovuto dirti più volte. Ti vogliamo bene. Il saluto a Timothy a tutto gas, mentre palloncini dorati e colorati sono stati fatti volare in cielo. Allora andiamo ad Oderzo perché ci sono stati i funerali di Giovanni Corognese, il ventenne calciatore originario di Pordenone che è morto 24 ore dopo lo schianto con la sua auto a Gorgo al Monticano.
C'erano tutti, una comunità attonita, una famiglia sconvolta e i tantissimi amici con i quali aveva condiviso la passione per il calcio. Sulla bara bianca ornata di girasoli, le maglie dell'Inter, sua squadra del cuore, dell'Opitergine della Gorgense, dove aveva giocato, e della sua attuale squadra, l'Evolution Team di Chiarano. I ragazzi lo aspettavano proprio per l'allenamento, la sera in cui Giovanni Colognese, 20 anni, si è schiantato contro il Platano a Gorgo al Monticano, morendo 24 ore dopo in ospedale. Nato a Pordenone, da sempre nella Marca con la sua famiglia, prima della cerimonia un messaggio di vicinanza del vescovo di Treviso. Sull'altare Don Pietro, il parroco di Fratta che l'aveva battezzato e che più volte non è riuscito a trattenere la commozione. Quell'acqua che ho versato sulla testa di Giovanni non era un'acqua qualsiasi, ma per volere del Cristo stesso era un'acqua di vita eterna. Per questo, come noi, Giovanni, immerso nella morte del Cristo, ora partecipa alla risurrezione. Tanti ricordi legati a Giovanni, come racconta uno dei suoi amici a Franchi in una lettera. Ci mancherai tanto, Giorgio, ma siamo davvero felici di ogni attimo che sei riuscito a regalarci, ancora di più per essere riusciti ad aver vissuto ogni secondo al meglio con te. Come se tu già sapessi di doverci dare sempre tutto quello che potevi, perché tu sei così. Anche se non lo vuoi dare a vedere, faresti tutto per le persone che hanno posto nel tuo cuore, nel tuo grande cuore, in cui hai accolto tutti. Adesso saremo noi quelli a portarti per sempre nei nostri, dove continuerai a vivere per sempre insieme a noi. E poi il messaggio finale della sorella. Sei riuscito a creare una cerchia d'amore intorno a te che mai più scomparirà e che ci sta aiutando tanto anche adesso che non ci sei più. Questo fa vedere la bellissima persona che sei. Sei entrato nella nostra vita migliorandone tutti gli aspetti. Hai una luce unica che ti fa brillare gli occhi ed è proprio questa la luce che adesso brilla in cielo, la stella più luminosa di tutte. Ieri sera Focus alla sindaca di Cappella Maggiore, Maria Rosa Barazza, che ha parlato dell'uomo che ha divelto i cartelli con i limiti della velocità. Ovviamente è stata molto polemica e molto dura, ha detto che quest'uomo ha le ore contate. Sentiamo cosa ha detto oggi Iuri De Luca, che è il capo dell'opposizione a Cappella Maggiore. Sentiamo. 6 gennaio è entrata in vigore la nuova ordinanza del Comune di Cappella Maggiore su nuovi limiti a 30 e 50 all'ora nelle strade comunali. Un'ordinanza fatta dall'oggi al domani, per quanto ci riguarda, senza partecipazione popolare, iniziative, confronti, comitati o qualsiasi altro dibattimento che possa migliorare ed efficientare una decisione di questo tipo. Ha preso un po' le sembianze di una decisione calata dall'alto, messi di fronte tutti i cittadini a un fatto compiuto, invece di essere coinvolti in una discussione un po' più ampia che possa dare seguito a nuove iniziative per la sicurezza stradale. Negli ultimi tempi infatti non c'è stato nulla di diverso da giustificare una decisione presa così su due gambe e, per quanto ci riguarda, dall'oggi al domani. Una seria amministrazione non può seguire segnalazioni solo di un'esigua minoranza di persone, ma deve tener conto delle esigenze di un'intera comunità e quindi un dialogo costante, sempre auspicato da noi con tutte le parti in causa, ma anche come paventato e proposto durante la campagna elettorale che entrambe le liste hanno proposto, promosso e messo all'attenzione di tutti: il dialogo costante. Le azioni poste in essere di recente dalla nostra amministrazione sono, a nostro avviso, misure non risolutorie e inefficaci, in quanto non inserite in un contesto di prevenzione, ma trattasi di misure sporadiche. Innanzitutto sono misure inefficaci perché attualmente non sono sottoponibili a un controllo doveroso e concreto per difetto di personale e mezzi. Per noi, garantire la sicurezza stradale non significa soltanto imporre limiti e divieti, ma significa intervenire in un contesto di riassetto globale, a partire dalla revisione del collocamento degli attuali strisce pedonali,
assicurare una maggiore presenza sul territorio delle forze dell'ordine e, non da ultimo, predisporre dei progetti, anche attraverso dei finanziamenti PNR se possibili, per offrire un percorso pedonale che possa garantire la sicurezza in termini efficaci a pedoni e automobilisti, nella logica di un collegamento con i comuni limitrofi tuttora inesistente e sempre da tutti auspicata. Allora, questa era l'opposizione di Cappellamaggiore che criticava le misure prese dalla giunta comunale, cioè dalla sindaca Barazza, che ieri sera era a Focus, poi sentiremo cosa ha detto. Adesso andiamo in diretta a Crocetta del Montello da Christian Arboit per il gravissimo incidente della 25enne che è finita con il fidanzato in un fosso con l'auto. Gli aveva chiesto di provare a mettersi al volante, a guidare quest'auto ed c'è stato questo incidente. A te Christian. Sì, buongiorno direttore, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta, perché mentre si continua a dibattere di sicurezza stradale come tu raccontavi sulle strade della Marca, si continua a morire. Tra l'altro ieri quasi in contemporanea dei funerali di Timothy e Giovanni Coloniese. Questo ennesimo incidente è costato la vita a questa ragazza 25enne di Crocetta del Montello, comunità che oggi è sotto shock. Si è raggelata la notizia di questa ennesima morte, ma se sei d'accordo vediamo la cronaca e le immagini del servizio. Nessun segno di frenata, l'auto è volata nel canale di scolo con circa 30 cm di acqua, le ruote in su, la giovane intrappolata all'interno della Mazda MX-5 Cabrio, lui in acqua accanto alla vettura, un boato seguito da un silenzio assordante. Il gravissimo incidente è avvenuto in una strada di campagna stretta, nei pressi di una curva, la tragedia. Il primo ad accorrere un trentenne operaio di Uderzo che in bicicletta si stava recando al lavoro. Ho visto l'auto passare, ho sentito la musica che stavano ascoltando, erano allegri, poi in un attimo tutto è finito. È ancora scosso, non riesce nemmeno a parlare e ripercorre quei drammatici momenti. Subito sono accorse altre persone che si sono rese conto che non c'era un minuto da perdere. I giovani dovevano essere tirati fuori perché l'acqua li stava sommergendo. Così hanno fermato un carro attrezzi di passaggio che con un verricello ha agganciato l'auto e l'ha sollevata tanto da permettere ai cittadini di poter tirare fuori i due ragazzi. Una scena straziante, ci racconta con un fil di voce. Lei, ci dice il trentenne, era ancora agganciata alla cintura al posto di guida. L'ho tagliata e l'ho tirata fuori. Il ragazzo invece era stato sbalzato ed era in acqua vicino alla macchina. Sono stati portati sul ciglio del fossato. Poi ancora le parole drammatiche dell'operaio. Ho provato a rianimarla, ma mi sono reso conto che non dava più segni di vita. Poi ho provato con il ragazzo, che poco dopo ha iniziato a tossire. Nel frattempo, nel luogo sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero del SUEM 118. Il giovane, 23 anni, è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. Nulla da fare per la 25enne Chiara Bortoletto, originaria di Montebelluna e residente a Crocetta del Montello. Un'altra, l'ennesima tragedia della strada, e le vittime sono ancora giovani, in una giornata in cui si sono celebrati i funerali di due ragazzi morti in altrettanti sinistri. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica dell'incidente. Esattamente, le indagini sono in corso, se ne stanno occupando i militari dell'Arma. Ti posso aggiornare sulle condizioni del ragazzo, resta in prognosi riservata, resta in condizioni critiche, ma ci sarebbe, direttore, un miglioramento. Resta il fatto che qui su Crocetta del Montello è calato il gelo per questa ennesima morte, per questa ennesima giovane vita che se ne va. Sindaco Tormena, ci sono poche parole, lei dice. Io porto la vicinanza di tutta una comunità alla famiglia. La comunità è una specie di famiglia allargata, quindi quello che è il male di uno è anche poi il male per tutti. Ovviamente, appunto, come si diceva in altre occasioni, sono solo parole, possiamo solo accompagnare con le parole le sensazioni e lo stato d'animo dei nostri concittadini. Va un abbraccio forte e ci rendiamo conto dell'immenso dolore con cui questa famiglia adesso si trova a convivere. Se questo può essere un aiuto, siamo con voi. Lei li incontrerà nelle prossime ore, questa è la sua intenzione?
Io spero di sì, se c'è una disponibilità, volentieri, come siamo abituati a trovarci sempre tra tutti, anche in queste occasioni bisogna esserci. Grazie Sindaco Tormena, sindaco che tra l'altro è anche consigliere provinciale, provincia di Treviso, che ieri mattina ha diffuso nuovamente il report sui morti, sui feriti nella Marca trevigiana. Come sapete c'è una task force delle forze dell'ordine e delle istituzioni, ma tutto questo sembra non bastare, mai soprattutto quando si parla di sicurezza stradale. Da Crocetta per il momento è tutto. Lì in quella strada di fatto risiede la famiglia, poco distante c'è anche il ristorante dove la ragazza ogni tanto lavorava. Insomma, oggi cercheremo di ricostruire la vita di questa giovane che da tutti viene descritta come solare, generosa, insomma, e non era assolutamente una frase fatta. Allora, con Alberto Pivetta, direttore da Crocetta del Montello, ti restituisco la linea. Grazie molte a Christian Arboit e ad Alberto Pivetta. Adesso andiamo in diretta a Vicenza da Carlo Alberto Inghilleri, perché l'avvocatura si è pronunciata contro la revoca degli spazi al Bocciodromo, i centri sociali, dopo gli incidenti avvenuti davanti alla fiera di Vicenza. A te la linea, Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Fari puntati su quella mattina, quel sabato mattina del 20 gennaio, quando durante una manifestazione anti-Israele i centri sociali, una parte degli attivisti dei centri sociali ha deviato il percorso concordato con le istituzioni e sono entrati in collisione con le forze dell'ordine. Allora il centrodestra ha chiesto la revoca degli spazi dati in concessione dal Comune in Via Rossi a Vicenza al centro sociale del Bocciodromo e da allora il sindaco ha messo tutto nelle mani dell'avvocatura civica, l'avvocatura della città di Vicenza. Ebbene, il centrodestra ha storto il naso. Abbiamo qui l'ex sindaco Francesco Rucco con il capogruppo della Lega Jacopo Maltauro. Non erano tanto d'accordo sul fatto che il sindaco, invece di decidere d'amblè subito se revocare gli spazi, non erano d'accordo sul fatto che invece avesse messo tutto nelle mani dell'avvocatura civica, e l'avvocatura della città di Vicenza proprio poche ore fa ha dato il suo parere. E allora sentiamo il servizio con il parere dell'avvocatura di Vicenza. E alla fine la risposta è no. Almeno per il momento. L'avvocatura della città di Vicenza dà il suo parere sull'ipotesi di revoca della palazzina concessa dal Comune di Vicenza al centro sociale del Bocciodromo dopo gli scontri del 20 gennaio, quando il corteo anti-Israele, uscendo dal tragitto concordato, entrò in conflitto con le forze dell'ordine. Secondo l'avvocatura, oggi non risulta pervenuta in Comune alcuna segnalazione dagli organi di polizia nei confronti di nessuna delle associazioni destinatarie della convenzione. L'avvio del procedimento di revoca dovrebbe invece trovare il suo fondamento in episodi che al momento sono al vaglio delle autorità giudiziarie. Non ci sarebbero dunque elementi per trarre alcuna valutazione ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione. Sarebbe quindi illegittima per eccesso di potere la revoca della concessione della palazzina di Via Rossi, laddove venisse disposta senza elementi formali che dimostrino una violazione dei parametri a fondamento della concessione. Ecco, avete sentito, questo è il parere dell'Avvocatura Civica di Vicenza, che non ha chiuso una porta, diciamo che sostiene che non ci sono ancora gli elementi per decidere se si può revocare questa concessione degli spazi al centro sociale del Bocciodromo. Su questo però proprio oggi, stamattina, ci è arrivata la voce del sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, che da Roma ci ha mandato un video in cui ci spiega qual è il suo punto di vista. Ascoltiamolo.
L'avevamo detto 2 settimane fa nei giorni successivi agli scontri in piazza del 20 di gennaio. Le regole devono valere per tutti. Per questo avevamo chiesto all'Avvocatura Civica di verificare se esistessero gli estremi per revocare la concessione dell'ex bocciodromo alle 4 associazioni alle quali è stato affidato questo spazio nel febbraio del 2020, ai tempi del sindaco Rucco. L'Avvocatura Civica ci ha consegnato un parere che dice che al momento non ci sono segnalazioni da parte della Questura, degli organi giudiziari, degli inquirenti che colleghino le associazioni che hanno in mano il bocciodromo, che hanno la concessione, con quello che è accaduto in piazza. Pertanto non ravvisa gli estremi per la revoca della concessione. Dice però anche il parere dell'Avvocatura Civica che qualora nelle prossime settimane o nei prossimi mesi dovessero arrivare da parte della Questura e di chi sta indagando qualsiasi segnalazione o elemento che vada a toccare gli elementi inseriti nella convenzione e quindi che porti alla revoca, verrà immediatamente riconsiderato e quindi porterebbe alla revoca della concessione. Ecco, avete sentito Giacomo Bossamai, in pratica sostiene che se arriveranno gli elementi da parte della Questura, è pronto anche a revocare questi spazi. Allora arriviamo a oggi, a questa bomba politica, perché in Consiglio Comunale il centrodestra insorge. Francesco Rucco, che cosa ha da dire? Come commenta questa posizione assunta sia dall'Avvocatura Civica sia le parole del sindaco Giacomo Bossamai? Sicuramente manca il coraggio a questa amministrazione dei propri atti e rimanda la decisione subordinandola a un parere interno all'Avvocatura Comunale, quindi avrei magari sentito anche un parere esterno. Noi l'abbiamo sentito da parte di persone del settore amministrativo, colleghi amministrativi, e che dicono chiaramente che le condizioni ci sono per gli articoli 11 e 14 di questa concessione. Quindi da un punto di vista, diciamo, di concretezza è necessario che il sindaco intervenga revocando la concessione, che dimostri la distanza rispetto agli antagonisti che hanno causato questi scontri così violenti nei confronti delle forze dell'ordine e della città, aggiungo. Il sindaco non può avere nessun tipo di commistione, sappiamo che in maggioranza ha elementi che sono vicini ai centri sociali, è inutile nasconderlo, e quindi ci aspettiamo un atto di conseguenza molto duro nei confronti del bocciodromo. Jacopo Maltauro, ha sentito, Francesco Rucco sostiene che il sindaco dovrebbe fare un atto di coraggio, di forza, ma a questo punto, con questo parere dell'Avvocatura Civica, cosa può fare il sindaco? Ma io credo che sia di tutta evidenza come l'atteggiamento politico sia tutt'altro che forte e i provvedimenti amministrativi tutt'altro che decisi. Un provvedimento politico che dopo 12 giorni dalle dichiarazioni del Consiglio Comunale arriva in maniera molto debole, quando in realtà rispetto ai fatti che hanno interessato la nostra città il 20 gennaio serviva una presa di posizione forte, chiara, cristallina. Questo a Vicenza non l'ha visto, abbiamo un sindaco che si nasconde dietro i pareri tecnici, quando in realtà quello che serve qui è una volontà politica che ricade anche in una certa responsabilità rispetto al prossimo futuro, perché vorrei ricordare che la manifestazione che ha provocato 10 agenti feriti, uno con 45 giorni di prognosi, è stata rivendicata soltanto qualche giorno dopo, sempre dallo spazio del bocciodromo, e soprattutto ripresentata. Il 13 gennaio le associazioni che lì si ritrovano, spesso organizzano, hanno annunciato un nuovo incontro per programmare nuove sfide. Allora, da questo punto di vista trovo poco serio, poco chiaro e poco rispettoso dei cittadini vicentini nascondersi dietro un parere tecnico, quando quello che servirebbe è scongiurare quello che potrà accadere nel prossimo futuro. Quindi avete sentito, il centrodestra chiede una scelta, una decisione forte, politica e non tecnica. Il sindaco invece ha fatto la scelta opposta, ha preso una decisione tecnica e ancora non c'è una scelta politica. Direi che da qui, da Palazzo Trissino, per il momento è tutto. Se non ci sono domande da studio restituisco la linea, direttore. Grazie molte a Carlo Inghilleri e ai suoi ospiti. Andiamo avanti con le immagini della protesta dei lavoratori e dei sindacati dello storico marchio Nara Camice dopo la comunicazione da parte della società Passaggio Obbligato di chiudere il sito produttivo di Santa Maria di Sala, lasciando senza lavoro 24 dipendenti, tra cui anche 2 persone delle liste protette e un guardiano che risiede nella palazzina che verrebbe dismessa. I lavoratori presenti nel territorio salese erano più di 60 nel momento del trasferimento di azienda del 2021, numero che un po' alla volta si è andato a ridurre con uscite volontarie per arrivare ai numeri di oggi, senza che nel frattempo sia stato illustrato un piano
di rilancio. La scelta imprenditoriale che lascia a casa 24 lavoratori non è accettabile secondo la CGIL e la CISL e la UIL, che dicono: siamo convinti che vada trovata una soluzione per tutelare in primis i lavoratori, ma anche per evitare di perdere un'altra importante attività di produzione locale. E torniamo alle imprese di Fleximan, la sfida del sindaco di Campodoro che metterà un autovelox, un nuovo autovelox là dove Fleximan ne aveva abbattuto un altro. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, noi siamo a Campodoro in via Balla. Questa è una strada che attraversa la campagna ma che in realtà è molto trafficata perché collega due comuni ed è molto vicina all'autostrada. La sfida del sindaco Gianfranco Vezzaro in questo periodo in cui Fleximan e i suoi emulatori stanno colpendo in tutto il Veneto, anche in provincia di Padova. Qui a Campodoro, dove ci troviamo, in quel punto ne era stato abbattuto uno. Pare sia stato un incidente comunque, sì. Sindaco, però è un periodo in cui vengono presi di mira tutti quegli strumenti di rilevazione, prima appunto gli autovelox, poi i velobox. Nel Trevigiano abbiamo visto anche i cartelli con i limiti stradali. Il sindaco sfida questi emulatori e posiziona un nuovo strumento di rilevazione che è un velocar. Perché, sindaco? Perché comunque qui ci sono stati numerosi incidenti. Sì, è una strada, come giustamente dicevi, che è abbastanza trafficata, è una strada di collegamento, abbiamo un'autostrada qui comoda, qui vicino, e comunque si arriva da Padova, da Villafranca, è una strada di campagna che però chiaramente, essendo una strada dritta, taglia, e quindi chi fa questa strada qua, soprattutto di notte e di sera, corre con velocità molto sostenute. Noi abbiamo avuto modo già, naturalmente col Velox, quello mobile, di misurare velocità veramente assurde. C'è stato un incidente poco tempo fa, c'è stato un incidente nella strada parallela a quella che collega Villafranca a Campodoro, un incidente purtroppo mortale, e quindi abbiamo deciso di adottare questo sistema. Ma avevamo pensato anche ai dossi, ma poi c'è il problema legato al rumore, qui c'è anche traffico pesante, e al semaforo intelligente, però sappiamo che funzionano poco, e quindi abbiamo deciso di installare questo velocar che è bidirezionale, che però funzionerà esclusivamente col presidio della pattuglia dei vigili. Ecco, appunto ha ricordato anche un incidente mortale che è avvenuto poche settimane fa nella strada parallela, che è una strada per conformazione molto simile a quella dove ci troviamo. Tra le altre cose, finché stiamo facendo il collegamento sono passate numerose auto anche a velocità sostenuta, alcune rallentavano perché vedevano le nostre telecamere. Sindaco, lei però non ha paura, vedendo quanto sta accadendo in molti comuni del Padovano, in tutto il Veneto, di Fleximan e dei suoi emulatori, non ha paura che ci siano delle ripercussioni contro questo strumento, insomma, per cui l'amministrazione comunale ha anche fatto un investimento di soldi? Sì, no, adesso voglio dire, c'è questo effetto mediatico sicuramente che fa tutta questa risonanza sui media, sui social, insomma un po' dappertutto. Io penso a quelli che sono i dati del 2023, 1500 morti, oltre 100.000 feriti sulle strade, e penso a tanti genitori che piangono i loro figli che sono morti in incidenti stradali, magari per la velocità troppo alta. Quindi il mio pensiero è questo, non è tanto legato a Fleximan. Allora ringraziamo il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Da Campodoro è tutto, restituisco la linea allo studio. Valentina Visentin, il sindaco di Campodoro. Ieri sera abbiamo parlato di Fleximan e di quanto sta accadendo con la sindaca di Cappellamaggiore, Maria Rosa Barazza, perché in questo paese qualcuno ha battuto dei pali con la segnaletica del limite dei 30 km orari. Sentiamo cosa ha detto la sindaca, e prima avete sentito anche le opposizioni criticare Maria Rosa Barazza proprio per quanto riguarda i problemi legati alla viabilità. Sentiamo la sindaca. È stato visto, ma ovviamente va individuato e va con certezza. Sì, è successo che questo
questa persona a bordo del trattore abbia tirato giù 5 cartelli con limite 30 che erano stati appena messi. Ed erano stati messi perché stiamo parlando di sicurezza stradale. Sono stati messi in alcune zone precise della viabilità comunale, quindi non stiamo parlando di aree dell'intera cittadinanza, sono state messe davanti, allargati i tratti davanti alle scuole, campo sportivo, posti dove ci sono curve, strade strette, tratti proprio che sono dalle verifiche e dall'istruttoria che abbiamo fatto più pericolosi e dove abbiamo tenuto conto anche di incidenti occorsi e di segnalazioni fatte dai residenti. Quindi sulla base di questo abbiamo messo questi nuovi limiti 30 in questi tratti limitati di strada, ripeto, e dopo un giorno che avevamo messo i cartelli c'è qualcuno che ha pensato di tirarli giù col trattore di notte. Ecco, giusto. Credo che questo sia un fatto gravissimo sull'onda di tutti quegli altri fatti che riguardano, che tra l'altro hanno visto prima gli autovelox, i parchimetri, c'è un po' di tutto, ma è proprio il segnale del fatto del non voler stare dentro le regole civili. Tra l'altro il limite 30 e anche c'era un bellissimo articolo oggi sul Corriere della Sera che spiega quanto il limite 30 nei centri urbani limiti la mortalità. E perché dico questo? A noi è capitato proprio l'anno scorso un incidente mortale proprio nel centro del paese. Una persona ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, non ha guardato, l'altra macchina, la macchina sopraggiungeva e l'ha preso. Chiaro che qui incide moltissimo la velocità, perché se stai correndo il tempo di frenata ovviamente aumenta con l'aumentare della velocità. Maria Rosa Barazza, ieri sera a Focus c'era anche Michele Toaldo che poi ha litigato con altri ospiti sul comune che fa cassa, no? Diceva Toaldo, molti comuni fanno cassa, non erano d'accordo Maria Rosa Barazza e neanche il sindaco di Val di Zoldo che ha detto non è vero, non è per quello. Intanto un altro sindaco, quello di Cadoneghe, che era nella bufera proprio per la questione delle multe degli autovelox, è stato minacciato con delle scritte sul muro e la centralina elettrica manomessa. Vediamo il servizio della nostra redazione di Padova. Una notte di pazzia, direi più di una ormai, nel senso che questa notte è accaduto appunto queste scritte, questi atti vandalici, hanno staccato addirittura la corrente del municipio e anche quindi il riscaldamento con l'interruzione addirittura del servizio pubblico di questa mattina, con gente che doveva presentarsi qui a fare le carte d'identità e tutti i servizi pubblici necessari, ma 2 notti fa addirittura hanno incendiato con delle plastiche un compattatore, cassette delle lettere in alcune vie del nostro territorio, insomma atti vandalici veramente molto gravi. Il comune di Cadoneghe e il sindaco Marco Schiesaro nel mirino di atti vandalici e di minacce. L'ultimo episodio è stato scoperto quando i dipendenti comunali sono arrivati in ufficio dopo il fine settimana e hanno trovato l'edificio freddo, senza luce e senza internet. Non riuscendo ad aprirlo, questo cosa ha fatto? Ha spaccato questi due blocchi qua, quindi questo è lo sgancio del comune e lo sgancio del fotovoltaico. Cosa ha fatto? Ha dato un pugno, questa è nuova, è stata appena sostituita, ha dato un pugno qua, quando tu dai un pugno, vedi, ha provato e questo è andato male, invece questo qui gli ha dato un pugno, questo scattando fa saltare tutto l'impianto del comune. Il colpevole è una donna ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza che la immortalano anche quando rivendica il suo gesto imbrattando la sagoma del Leone di San Marco sotto i portici della sede comunale. C'è stata una rivendicazione, ha mandato addirittura un audio dicendo che sono stata io a fare questo, quindi non è che ci sono tanti dubbi. Qui sono degli strascichi di iniziative che abbiamo portato avanti nel corso degli anni sullo sgombero dei campi rom abusivi e anche sull'abbattimento di fabbricati abusivi e in uno di questi fabbricati dimorava lei insieme ad altre persone non diciamo anche clandestine, non regolari.
Sono tornata, game over, bisogna chiudere dei conti. Queste le scritte legate allo sgombero di un campo nomadi voluto dal primo cittadino. Questo invece il video ripreso da un residente del rogo di un'isola ecologica in via Leopardi sabato sera. Nella stessa notte sono state incendiate anche delle cassette delle lettere e le foglie davanti ad un bar. Tutto rivendicato in una chat di WhatsApp con un messaggio vocale. Non ho mai avuto paura neanche nei momenti più complessi, bisogna sicuramente stare attenti, però io quello che sostengo è che bisogna aiutare chi sui territori cerca di lavorare e di portare avanti la legalità. Molti negozi sfitti a Bassano del Grappa e anche un problema di sicurezza, ci dice tutto in diretta da Bassano del Grappa Sharon Di Carlo. A te Sharon. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. L'ha detto lei, sono tantissimi i negozi sfitti qui a Bassano del Grappa, sempre di più c'è un vero e proprio abbandono del centro storico. Ne parliamo con l'assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno direttore. So che questa intanto non è una sua competenza, ma da dopo ci arriveremo. Intanto che cosa ne pensa di questo abbandono del commercio del centro storico? È una cosa triste vedere molti negozi in una città appetita come Bassano abbandonata da coloro che potrebbero farla vivere. Purtroppo il commercio è cambiato e di conseguenza la gente si rivolge all'acquisto in maniera diversa. Anche perché ci sono tanti negozi anche storici che stanno per abbandonare. Sì, purtroppo sì, e anche in negozi specialistici, parliamo di quelli dei fiori ad esempio, non si trova una fioreria in tutta Bassano se non all'esterno del centro storico, e questo non è un bel biglietto da visita. Noi abbiamo parlato anche con tanti cittadini dell'argomento, perché è un argomento molto attuale, e la paura dei cittadini è che con questo abbandono del centro storico possa arrivare anche microcriminalità. Che cosa ne pensa invece? Io penso che l'attenzione da parte nostra è massima, per cui i negozi abbandonati influiscono soprattutto di giorno, e di sera noi continuiamo le nostre operazioni, per cui chiedo fiducia e rassicuro anche i cittadini. La nostra attenzione sarà sempre massima, come lo è sempre stata. Un tema che portano alla luce, che poi torneremo sul tema della luce, appunto questo, una città meno illuminata, perché lo sappiamo, le vetrine portano più luce in città e quindi è anche sinonimo di sicurezza in alcuni casi. Sì, però diciamo anche che l'illuminazione pubblica adesso è ritornata ai livelli pre-crisi, e per cui cerchiamo di mantenere comunque un'illuminazione che consenta che si cerchi di comunque di aiutare i cittadini con questa illuminazione pubblica che è stata introdotta. Sì, l'illuminazione pubblica è stata rafforzata rispetto al passato. Certo. Direttore, poi noi sa che noi giornalisti siamo sempre nel cuore delle notizie, e assessore, c'è giunta una voce, cioè che questa mattina c'è stato un controllo a proposito di sicurezza su un bus che trasportava studenti. Che cosa è successo? Sì, in effetti è un controllo che noi ormai faremo di routine ai bus che trasportano gli studenti a scuola. L'abbiamo fermato in viale De Gasperi, abbiamo controllato uno degli studenti e naturalmente all'interno del bus abbiamo trovato abbandonata della sostanza stupefacente. Diciamo che è un deterrente per mantenere i giovani lontani dalla droga. Sappiamo chi circola, ma questi devono anche sapere che i nostri controlli saranno assidui e frequenti. Grazie all'assessore Claudio Mazzocco, grazie. Direttore, da Bassano è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Sharon, e allora sentiamo le voci dei cittadini sul degrado e la mancanza di sicurezza, ma soprattutto sul degrado sentiamo Alex Giuliano. Sono in costante aumento in tutto il territorio episodi di vandalismo e di bullismo tra i giovani. Ebbene, cosa ne pensano i bassanesi di questo preoccupante fenomeno in ascesa? Glielo abbiamo chiesto. Anch'io ho due nipotini, sono piccoli ancora, però sono molto preoccupata di questi fenomeni, perché come soluzione le scuole, i genitori, ci sarebbero tante soluzioni, però è difficile e un mondo proprio sta peggiorando. Sono in costante aumento un po' in tutto il territorio
i fenomeni di vandalismo, babybulle, insomma cosa bisognerebbe fare? Magari intervenire di più nelle scuole, promuovere un senso civico? Tanti centri sportivi per i ragazzi e far di tutto perché il sport porterebbe via queste idee malsane, no? I giovani bisogna che si impegnai. C'è poco da fare, ci vorremmo ancora la naia, così finiscono di divertirsi e hanno qualcuno che gli dà un input di educazione e di stile di vita. Lo so che quello che sto dicendo è impossibile di mettere in atto, però qualcuno che insegni, oltre ai genitori, ma purtroppo i genitori lavorano, non hanno il tempo come di una volta, ai tempi miei, che io avevo la mamma a casa, e allora per cui qualcuno che un anno di bacchettamento e li mettono in riga. In regia questa mattina per questa edizione di Focus Francesco Cerone e Italo Morao. Vediamo un'altra notizia dalla tribuna di Treviso. Il raid del ladro incappucciato, auto scassinate anche nei garage a Pieve di Soligue. Caccia questo individuo che secondo qualcuno in paese è già stato sorpreso e individuato ed ha avuto una pena sommaria, cioè è stato preso a botte mentre tentava l'ennesimo furto. Sono state analizzate le telecamere di videosorveglianza, ormai i cittadini si fanno giustizia da soli. Valentina Boscaro non è pericolosa, in carcere è aiuto cuoca. I legali della giovane in prigione per omicidio presentano un'istanza in Cassazione contro la sentenza del Tribunale del riesame che non le aveva ridato i domiciliari. È la donna che ha ucciso con una coltellata Mattia Caruso. Gli avvocati di Valentina Boscaro, la 32enne padovana in carcere a Verona per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, stanno preparando ricorsi in Cassazione per la scarcerazione della giovane che potrebbe scontare così la sua condanna a 24 anni ai domiciliari. Dopo che sono state rese note le motivazioni della condanna di primo grado, i legali della giovane puntano a farla ritornare a casa come i 13 mesi che hanno preceduto il suo processo. Non ci sarebbe il pericolo di fuga e secondo i legali la donna non è socialmente pericolosa, tanto che in carcere le è stato assegnato il ruolo di aiuto cuoca e maneggia quotidianamente coltelli, un aspetto questo su cui punta molto la difesa della Boscaro. Valentina Boscaro aveva ucciso Mattia Caruso il 25 settembre del 2022 con una coltellata al petto. Fino alla sentenza di primo grado emessa il 18 ottobre del 2023 era stata ai domiciliari in casa, poi subito dopo la condanna a 24 anni era stato disposto l'immediato trasferimento in carcere a Verona. Commento a Favaro Veneto per la morte violenta di Pamela Codardini, 35enne, che è stata uccisa da un commando insieme al suo fidanzato. 10 anni fa, sempre in Messico, perché è lì che è avvenuta questa spedizione punitiva, fu ucciso anche il primo marito con cui aveva all'epoca aperto un locale. Uccisa brutalmente a colpi d'arma da fuoco in Messico insieme al compagno. Così è morta Pamela Codardini, 35enne originaria di Favaro Veneto, mamma di 2 bambini. L'omicidio è avvenuto il 27 gennaio nello stato di Oaxaca, dove la ragazza viveva da anni. La coppia è stata freddata a colpi d'arma da fuoco nell'attività commerciale che gestivano insieme, specializzata nella vendita di tabacchi. Dalle prime testimonianze sembra che l'obiettivo del comando fosse proprio il compagno, che secondo quanto riportato dai media locali sembra fosse uno dei fedelissimi del capo del cartello Los Medina. I killer l'hanno giustiziato a bruciapelo, poi si sono accorti che nel retro c'era anche Pamela e hanno ucciso anche lei. Un'azione militare rapida e cruenta. La notizia è arrivata ai familiari il giorno seguente. È stato il fratello di lei, Manuel, a rivolgersi all'unità di crisi della Farnesina, che ha confermato la tragica notizia. I figli di Pamela erano stati affidati alla custodia del padre, ex compagno della ragazza. La vita della 35enne era già stata segnata da un fatto cruento avvenuto nel 2013 sempre in Messico. Il suo primo marito, Alex Bertoli, cuoco goriziano di 28 anni, fu brutalmente ucciso. La coppia era andata lì per aprire un locale, La Dolce Vita, come raccontò la mamma di Pamela ai nostri microfoni. Avevano trovato questo locale da gestire e avevano coronato il loro sogno, che è naturalmente svanito. A quel punto la Pamela ha scritto una cosa che penso farebbe riabbrividire chiunque. Lo raggiungo?
Allora la mamma, preoccupata per le sorti di Pamela, sperava di riportarla a casa, ma non ci riuscì. Quando arrivo là spero di riuscire a portarli a casa tutti e due. Sconvolta la comunità di Favaro, che ancora una volta viene colpita da una tragedia. Voglio innanzitutto mandare un messaggio di vicinanza, solidarietà e di condoglianze per quello che possono valere alla famiglia e dire che siamo a disposizione come istituzione qualora avessero bisogno. E ieri avevamo sentito proprio su questo gravissimo fatto un imprenditore che è stato tanti anni in Messico, Patrizio Baroni, e risentiamo cosa ci aveva detto. Si è un po' alzata l'asticella, nel senso che prima questi cartelli della droga, che ovviamente sono molto presenti in Messico, non colpivano gli stranieri perché evidentemente era un problema, no? Nel senso che poi allertavi le ambasciate e quindi evidentemente si creavano anche delle ripercussioni a livello stampa internazionale, ma purtroppo invece questo adesso sta accadendo. Va anche detto, direttore, che quando si va in giro per il mondo bisogna sapere dove si va e nel paese dove si va dove non si devono mettere i piedi. A parlare è un imprenditore veneto che ha lavorato a lungo in Messico gestendo un'attività turistica e scontrandosi necessariamente con i pregi e i difetti di un territorio in cui evidenzia bisogna sapersi muovere nel modo giusto. Affidarsi alla nostra rete diplomatica e agli uffici preposti in quei paesi per capire dove può essere opportuno fare degli investimenti in modo da essere tutelati. Ma poi ribadisco, soprattutto bisogna avere la lungimiranza di e anche questa ragazza il posto lo conosceva perché da quanto mi pare di capire non era da poco che fosse in Messico, sapere che ci sono dei posti dove, ripeto, in senso figurato non devi mettere il piede. Però il valore della vita in Messico è basso come in molti paesi dell'America Latina, quindi per $50 trovi qualcuno che ti ammazza e quindi se non hai consapevolezza di queste cose diventa difficile. E questo ieri Patrizio Baroni in diretta Focus. TG, andiamo a Venezia adesso alle grandi stazioni perché c'è un convegno su una società malata dove aumentano le tensioni, dove aumenta il disagio giovanile, i femminicidi e se ne sta parlando in conferenza, proprio in cattedra, ci sono Vera Slepoi, presidente degli psicologi italiani, e l'assessore Elena Donazan. Vedo la Vera Slepoi insieme ad Anna Maria Parisi. A te, Anna Maria. Eccoci direttore, buongiorno, con questo bel primo piano della professoressa Vera Slepoi con le immagini di Sandro Ponchio. Siamo qui in collegamento, come dicevi, dal Palazzo Grandi Stazioni della Regione del Veneto. La professoressa è scesa dalla cattedra appositamente per noi, direttore, per te. Buongiorno Luigi Baccialli, direttore. Buongiorno Sì, ecco, professoressa. E quindi la saluta. Certo. La saluta. Dunque tantissimi temi toccati a lezione di educazione all'affettività. Professoressa, naturalmente ha parlato dei femminicidi con i casi di Vanessa Ballan nel Trevigiano e naturalmente di quanto accaduto a Vigonovo con Giulia Cecchettin. Ha parlato di come questi casi entrino nell'isolamento del mondo purtroppo gli assassini che hanno un mondo tutto loro, cioè l'unico mondo è quello delle fidanzate. Ma sì, diciamo che il femminicidio è il risultato finale generalmente di un mondo dove la relazione affettiva da un lato, vedi il caso Cecchettin, o la relazione istituzionale come il matrimonio, ad esempio, dove poi ci sono i figli, eccetera. Quando c'è una perdita di questo contenitore, la morte, l'eliminazione dell'intero nucleo molte volte è una via paradossalmente salvifica, nel senso che nel femminicidio dobbiamo contemplare l'ossessione comunque che poi si trasforma in dolore, che si forma in qualche modo un'idea di uscire da questa, diciamo, patologia della relazione affettiva. Quindi per comprendere il femminicidio dobbiamo contestualizzare tutto il nucleo familiare, ma anche quello che di culturale è passato in questi anni, rendendo l'individuo incapace di vivere il sentimento amoroso come un'esperienza di solidarietà, come un'esperienza di aiuto.
e in qualche modo di comprensione. Amare vuol dire comunque accettare l'altro e accettare quindi anche eventualmente la fine di un sentimento. Ecco, tutto questo chiaramente in soggetti che vivono comunque una relazione solitaria, dove comunque è il motivo dell'incontro di oggi, dove nelle comunità, nei paesi comunque c'è questo isolamento sociale, dove molto spesso la famiglia, soprattutto magari di giovani genitori, si costruisce, si isola e lì poi nascono e evolvono quelli che possono essere le incapacità di gestire la fine, ad esempio, di una relazione, le conflittualità, la gestione anche delle separazioni che molto spesso avviene in modo superficiale senza tener conto di quelle che sono le conseguenze. Ecco, professoressa, poi lei naturalmente ha fatto un lungo excursus approfondendo anche la questione baby gang, minorenni, purtroppo stupri di gruppo, e non ultima la questione anche dell'importanza dei media, della TV, con programmi insomma decisamente poco educativi, ecco. E l'importanza anche dei social e del telefonino. Bah, sì, questo è un lungo discorso che, nonostante lo si faccia sempre, non è ancora riuscito ad entrare, a penetrare nella consapevolezza genitoriale che ci sono delle tappe evolutive, che molti contenuti e situazioni non possono essere elaborate correttamente dai bambini e dagli adolescenti, e non ci si è ancora resi conto che i social diventano un ulteriore isolamento, ma diventa anche cultura, diventa anche un messaggio risolutorio su come vivere la vita quotidiana. Quindi se non si prende coscienza che la famiglia deve utilizzare questi sistemi in modo diverso, perché non significa togliere, significa gestire, significa non rendere compulsivo e bulimico l'utilizzo di questi strumenti solo perché molte volte il genitore non è presente o non è in grado di gestire la situazione. Ultima domanda, professoressa, poi la lascio ai suoi studenti, sindaci e amministratori comunque. Chissà come mi sono diventati. Si è animato molto il dibattito in sala quando lei ha dato, insomma così, anche indirettamente, dei suggerimenti ai primi cittadini, laddove dice, insomma più volte magari chiesto dalle famiglie l'intervento dei carabinieri per sedare delle liti violente anche in famiglia, è bene che ci sia rete anche con gli amministratori. Certo, il problema è che delle volte c'è troppa timidezza anche nel coniugare le varie entità, cioè carabinieri, polizia, vigili urbani, ma anche responsabili dei territori, dei quartieri, visto che erano presenti anche alcuni capoluoghi di provincia. Il sindaco può comunque trasmettere, può veicolare, in qualche modo suggerire, può in qualche modo sensibilizzare, che ci sia attenzione su quello che si percepisce soprattutto nelle villette, quello che succede nei condomini, quello che succede ad esempio, parlando delle baby gang, si sa sempre quali sono i gruppi che danno fastidio, che danno problemi, che provengono non solo dalla scuola, ma che provengono anche da determinate situazioni non solo di emarginazione, ma anche di modalità di vivere la città, sporcandola, spacciando, privandola in qualche modo di una sua legalità. Ecco, questo può essere uno degli aspetti che può dare al primo cittadino un'idea di quello che sta succedendo. Chiaramente non è che può fare lo sceriffo, questo siamo tutti consapevoli, però è un problema culturale. Una città può determinare una sua idea culturale che poi i cittadini possono recepire o non recepire, ma almeno tu comunque qualche cosa avrai fatto. Allora, direttore, se non hai domande da studio ti restituirei la linea, ringraziando naturalmente la professoressa Vera Slepoi, presidente degli psicoterapeuti italiani. Grazie Anna Maria Parisi, alla professoressa Vera Slepoi. Davvero è molto importante quello che ha detto Vera Slepoi, che oltre a essere la presidente degli psicologi e psicoterapeuti italiani scrive molti libri, ha scritto e pubblicato molti libri, anche molti best seller con Mondadori e altri editori.
Ancora cronaca, è ritornata a casa la 33enne di Montebelluna, scomparsa da giovedì scorso, facendo precipitare i familiari in ore di angoscia. Finalmente una buona notizia. La descrizione della giovane donna era stata diramata dalle forze dell'ordine, alle quali la famiglia si era rivolta denunciandone la scomparsa, visti i lunghi giorni di assenza che avevano fatto temere il peggio. I carabinieri fanno sapere che tutto invece si è risolto per il meglio, con la 33enne che è rientrata nella propria abitazione. La Guardia di Finanza di Venezia ha posto agli arresti domiciliari un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del fallimento di una società che operava nel settore dell'autotrasporto merci. Le indagini hanno consentito di ricostruire le vicende societarie di una prima impresa fallita che sarebbe stata amministrata in maniera occulta da quest'uomo, il quale a partire dal 2017 avrebbe distratto dall'azienda numerosi automezzi e più di 500.000 euro, svuotando i conti correnti aziendali e reimpiegando l'importo in una seconda società, sempre di autotrasporti e dalla denominazione simile, e senza che ci fossero reali operazioni commerciali tra le due. Adesso andiamo alla rivolta dei trattori. Ieri si sono concentrati a Rovigo, abbiamo avuto proprio tutte le testimonianze in diretta con il nostro inviato Federico Fusetti, poi i trattori sono partiti per Roma, dove sono arrivati già in centinaia da ogni parte d'Italia. Ci sarà una grande manifestazione con la capitale letteralmente assediata. Quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi. Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne. Sembravano 200, poi sono diventati 300. Alla fine il passaparola ha portato sulle strade di Rovigo quasi 600 trattori. Non sono arrivati solo dal Polesine, ma anche da tutto il Veneto e oltre, dall'Emilia al Friuli. Nessuna bandiera di associazioni, la manifestazione è partita dal basso, direttamente dagli imprenditori. Hanno rallentato il traffico attorno a Rovigo, senza bloccarlo come da accordi con la questura. Hanno riempito di trattori Corso del Popolo il centro storico, ricevendo la solidarietà dei cittadini che hanno portato caffè e panini agli agricoltori senza lamentarsi per il traffico in tilt. Una manifestazione regionale che è diventata tra le più grandi d'Italia, con la promessa che gli imprenditori non si fermeranno. Non ci fermiamo finché non otteniamo quello che vogliamo. Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. E si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma, andremo a Roma, a far capire le nostre istanze quali sono. Non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta. La preoccupazione per il futuro è palpabile. Il Polesine è sinonimo di agricoltura, ma stavolta l'incertezza rischia di vedere centinaia di aziende chiudere per sempre. E poi vedremo le immagini degli agricoltori che andranno a Sanremo con la mucca ercolina. Andiamo in pubblicità nel frattempo, state con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG e sembra che gli agricoltori andranno a Sanremo, perché sono stati invitati da Amadeus, con la mucca ercolina. Sentiamo. Sì, ecco, siamo con i protagonisti di questa protesta a Milano, agricoltori che sono arrivati con una mucca sotto la sede della Coldiretti, proprio davanti al palazzo del Consiglio regionale. Siamo venuti appunto sotto la sede della Coldiretti perché qua ci sono tanti associati della Coldiretti. Volevamo avere un piccolo confronto con qualche esponente della Coldiretti, tutto qua, senza creare terrorismo niente, solo per farci vedere, è una cosa visiva che noi ci siamo e loro che sono assenti sempre nei nostri confronti. Tutto questo volevamo fare.
cosa chiedete, quali sono le vostre richieste principali, insomma, per cui siete scontenti? Essere ascoltati, perché si rendano conto che le nostre aziende da 20 anni non hanno più reddito. Se loro sono quelli che ci rappresentano, non siamo difesi nel modo più assoluto, in nessun modo. E quindi devono cambiare un po', invertire un po' la rotta, ascoltarci e fare in modo che le cose vadano bene per tutti, per noi e anche per loro. Sì, noi siamo pronti a portarla anche a Sanremo. Assolutamente sì. Sul palco dell'Ariston la portiamo questo. E cosa rappresenta questa mucca per voi? Perché appunto siete pronti a portarla anche a Sanremo? Questa è la nostra difesa, la nostra vita. Perché noi facciamo questo di lavoro, non siamo né politici né sindacalisti, noi siamo lavoratori. Ecco, anche questa mucca ha una storia particolare, mi stavate dicendo. Sì. Come si chiama e che storia ha? Questa è Ercolina 2, è la figlia dell'Ercolina 1 che è stata donata al Papa. E quindi vedremo la mucca Carolina sul palco di Sanremo molto probabilmente. Intanto torniamo a Padova, dove il Comune ha deciso di fermare per 5 giorni i banchi che sono stati trovati con mancati versamenti INPS per i lavoratori del mercato di Piazza delle Erbe. Sentiamo la nostra redazione. Sospesi per 5 giorni 5 banchi del mercato di Piazza delle Erbe a Padova per violazione delle norme sul diritto del lavoro. Dopo l'inchiesta di quest'estate di Finanza, Carabinieri e Direzione Territoriale del Lavoro, che aveva fatto emergere che tra i banchi del mercato ci fossero casi di lavoro nero in cui i titolari non avevano versato i contributi INPS dei dipendenti, ora anche il Comune ha disposto il fermo. Dopo il completamento dell'iter collegato a questo intervento sono stati trasmessi ufficialmente i verbali anche al Comune di Padova, che ha potuto quindi sulla base del proprio regolamento aggiungere una sanzione che è scattata proprio oggi e che prevede la sospensione per 5 giorni di queste attività. Legalità e contrasto al lavoro nero, questo l'impegno di Palazzo Moroni. Applicare con rigore quelle che sono le nostre norme, perché non possiamo tollerare che all'interno dell'area pubblica, ma più in generale nel mercato del lavoro padovano, ci siano dei fenomeni di irregolarità, di illegalità che ovviamente non garantiscono i diritti dei lavoratori e per di più creano anche dei fenomeni di concorrenza sleale tra attività commerciali. Quindi anche il Comune si aggiunge a Carabinieri e Guardia di Finanza, fa la propria parte per mettere uno stop a questo fenomeno di lavoro irregolare che vogliamo non si ripresenti mai più in Piazza delle Erbe. Diamo una notizia dal giornale di Vicenza. Ha rubato una 500 per andare a Vicenza, individuato e denunciato un mese dopo. Un 32enne trevigiano ma residente a Montebello che è stato ripreso dalle telecamere. Non si fermano i ladri, soprattutto con i furti nelle abitazioni. Ci sono proprietari di case che se li trovano davanti. È successo ancora una volta nel quartiere San Bortolo. A Vicenza siamo. Il consigliere comunale Naclerio chiede che la delega sulla sicurezza detenuta dal sindaco Possamai venga affidato ad uno specifico responsabile. Sentiamo. Tornano a colpire i ladri anche durante il weekend appena trascorso, questa volta battuto il quartiere San Bortolo. Dopo i ripetuti colpi in via Luino, i malviventi sono entrati nell'appartamento di una giovane coppia in via Polveriera. Dopo aver narcotizzato il cagnolino rimasto solo a casa, i ladri hanno arraffato monili e gioielli, mettendo a soqquadro l'abitazione. Uno scenario che si sta verificando troppo frequentemente in zona, come attesta un residente di via Bedeschi. Anch'egli ha trovato i suoi cani narcotizzati. Nell'arco di 2 anni abbiamo avuto circa 6 tentativi di furto e fortunatamente sono stati tutti quanti, non sono andati tutti a buon fine e purtroppo questa è la situazione in cui ci troviamo. Io penso che una città come Vicenza vada ripresa in mano e ricostruita sulla sicurezza, perché nell'ultimo anno è stato veramente una carneficina. Una situazione che diventa sempre più frequente e intollerabile. Molti premono che la politica si assuma precise responsabilità.
Questa è la quinta segnalazione che ricevo da questa mattina, che riceviamo come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, perché Vicenza sta vivendo un momento catastrofico a nostro avviso. Furti, aggressioni, rapine sono all'ordine del giorno, all'ordine di ogni ora. Quindi abbiamo lanciato parecchie volte un allarme alla Giunta di modificare la situazione, la strategia proprio per andare a contrastare questi fenomeni che continuano. L'ex consigliere delegato alla sicurezza nella precedente amministrazione comunale chiede ufficialmente all'attuale giunta un cambio di passo netto per contrastare più efficacemente la microcriminalità. Una strategia vincente è delegare la delega alla sicurezza, la detiene il sindaco in questo momento, delegare una persona che si dedichi esclusivamente a questa problematica che sta esasperando tutti i cittadini. Noi stiamo incontrando parecchi quartieri, formando una forma di comitati di quartiere proprio per unire la cittadinanza e per evitare tutte queste aggressioni. Servizio di Daniele Garbin, adesso andiamo nella Marca perché dopo l'ennesimo furto, l'ultimo è stato a Saletto di Breda di Piave, molti cittadini vogliono le ronde. L'importante è che adesso tutti i vicini si diano un po' una mossa, magari di ogni tanto fare una passeggiata, vedere, sentire se c'è qualche novità, qualcuno che magari nota qualcosa di strano, che avvisi qualcuno, che avvisi i carabinieri. Controllo di vicinato sì, ronde no. Predica prudenza il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole, di fronte alle parole scosse ed esasperate dell'ennesima famiglia del territorio visitata dai ladri. Io chiedo ai cittadini di non organizzare nessuna ronda, capisco lo stato d'animo, capisco lo spirito, ma a parte che non servirebbero a nulla, anzi chi lo fa si metterebbe in grande pericolo. Primo perché può trovare il malintenzionato disposto a qualsiasi cosa, ma poi insomma persone che viaggiano per la strada rischiano effettivamente del proprio anche a livello proprio di incidente stradale, quindi no. Dotarsi di sistemi di sicurezza domestici e naturalmente avvisare chi di dovere in caso di movimenti sospetti. I cittadini, prosegue Mosole, si limitino a questo. Resta il fatto che l'episodio di Saletto segue solo di una decina di giorni l'irruzione di 3 ladri nella proprietà di una famiglia di Via Marche a Pero. Chiaramente c'è una grande rabbia per quello che sta avvenendo e che ci vede impotenti. Rinnovo l'appello alle istituzioni che ci coordinano, che ci guardano dall'alto, quindi Ministero, Prefettura, serve presenza di forze dell'ordine sul territorio, una presenza massiccia. Noi abbiamo attivato sul territorio, ma come molti altri amici sindaci, il controllo di vicinato in alcuni quartieri e vedo che funziona, cioè il fatto di notare delle cose che escono dalla quotidianità delle macchine o delle targhe da segnalare alle forze dell'ordine è importante. Abbiamo incrementato in maniera importante le telecamere e abbiamo visto che questo funziona. Il resto meglio lasciarlo alle forze dell'ordine, ne è convinto anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. È chiaro che il cittadino, essendo esasperato, le pensa tutte. È vero che quanto è stato detto, che poi dopo non ci si trovi davanti a magari a un'arma o a qualcosa e insomma la situazione trascenda, ecco. Problema sicurezza anche a Noventa Vicentina, dove si è svolto il Comitato dell'Ordine e della Sicurezza con il prefetto di Vicenza. SOS criminalità nell'area berica. La recrudescenza di furti nelle abitazioni ha sollevato paura, tensione. I cittadini chiamano, le istituzioni rispondono e la prefettura porta il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Noventa Vicentina. C'è ovviamente da lavorare molto con i cittadini perché la collaborazione a tutti i livelli è fondamentale per aumentare il lavoro di sicurezza che è ovviamente sul campo. Un altro passaggio importante è quello di un territorio che va oltre i nostri confini comunali e quindi ho chiesto al prefetto di essere presente anche un incontro nel territorio con gli altri colleghi sindaci dell'area berica. Il sindaco Mattia Veronese si fa portavoce dei cittadini. 2 le zone strategiche da presidiare, quella sanitaria con l'ospedale e quella degli studenti con le scuole. Poi la grande piaga è quella dei furti nelle abitazioni, un problema che si risolve con il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, ma non solo, c'è bisogno di un patto con i cittadini. La collaborazione dei cittadini deve essere oltremodo fondamentale. La collaborazione passa attraverso quelli che ormai si stanno diffondendo come controlli di vicinato, ma soprattutto la collaborazione in termini di denunce dei fatti che si verificano, perché quelli sono fondamentali per il proseguo delle attività delle forze territoriali di polizia.
Una notizia dall'Arena Online, il quotidiano di Verona più antico d'Italia. Giovane veronese ferito in piscina in Kenya, si prepara il rientro a Verona. È stato un incidente, coinvolto un 33enne che sarebbe in gravi condizioni. Andiamo, avevamo detto, Francesco... Ah sì, la vicenda della richiesta di cittadinanza da parte di brasiliani che sta intasando gli uffici anagrafe di tanti comuni del Veneto, in particolare quello di Val di Zoldo. Ieri sera avevamo il sindaco, sentiamo il servizio del nostro inviato. Brasiliani che per comodo chiedono di diventare italiani, con agenzie in Brasile e in Italia che agevolano le pratiche per un prezzo tra i 3 e i 10.000 euro, con anche offerte speciali per una riduzione del prezzo. 3.500 abitanti a Zoldo e 1.750 AIRE, ossia italiani residenti all'estero, che potrebbero a breve diventare più di 2.500. Il caso è esploso dopo la denuncia del primo cittadino. Quanto è gravoso per un comune gestire questa moltitudine di richieste di cittadinanza italiana da parte dei brasiliani? È molto complicato, più di quanto possa sembrare, perché a prescindere dal primo atto di trascrizione, poi del cittadino brasiliano che ottiene anche attraverso il tribunale la cittadinanza, dopo c'è tutta la trafila di pratiche da inserire, perché la persona che entra nei nostri registri, quindi si iscrive poi all'AIRE, noi dobbiamo di questa persona annotare qualsiasi situazione legata appunto alla persona stessa, e poi ne consegue anche la possibilità da parte dei parenti di questa persona di acquisire la cittadinanza italiana e quindi arricchire, tra virgolette, l'ufficio di lavoro per queste persone che qui naturalmente non vengono mai. Molti dei residenti in realtà non conoscono la questione, che riguarda soprattutto l'anagrafe del comune, o non si pongono il problema, che tale non è anche per molti che sono informati e che rinviano tutto a quella che è la legge in materia. Penso che sia un fenomeno più amministrativo che altro. Se i diritti ci sono bisognerebbe rispettarli, naturalmente mettendo a disposizione del comune o di chi deve regolarizzare le posizioni i mezzi necessari. Secondo me bisognerebbe vedere se quelli che poi chiedono la cittadinanza poi effettivamente vengono e vivono l'italianità. È un problema, anche perché poi non vengono qui, quindi abbiamo dei residenti che non sono residenti. Io sono anch'io brasiliana, ho la residenza brasiliana io. E tutti questi brasiliani che come lei lo chiedono di diventare italiani, cosa ne pensa? Pensa che sarebbe anche giusto se vengono a lavorare e fare determinate cose, no? Però per prendere solo la cittadinanza perché avevano i nonni, non è giusto, insomma, no? Noi chiediamo, nel momento in cui dovesse la politica decidere che questo andazzo è quello giusto, allora che ci vengano riconosciute sia le risorse umane per farvi fronte, e in più anche che venga riconosciuto quel carico di persone in più nei registri AIRE all'interno della popolazione anagrafica residente. Perché questo cambia molto anche la gestione economico-finanziaria del comune, cioè avere 3.000 abitanti o averne 5.500 cambia. Servizio di Fabio Fioravanzi, vediamo un'altra notizia dall'Arena di Verona. Si presentano vestiti da carabinieri e le dicono: suo figlio ha picchiato la moglie, e mentre l'anziana si agita per questa notizia falsa i ladri l'hanno derubata di oltre 2.000 euro. Bisogna sempre fare attenzione a questi delinquenti che approfittano dell'ingenuità di molte persone, spesso persone di una certa età. Vediamo l'assessore regionale Roberto Marcato, che ieri era tra gli ospiti di Ring su Antenna 3, che ha parlato di una sua possibile candidatura alle prossime elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. Lei si candida alle europee? Io non ho avuto, io posso anche dire che mi candido qua, voglio dire, ma bisogna capire come, con chi, con cosa. Siccome il mio partito non me l'ha chiesto, suppongo di no, insomma, siamo a fine
La Lega ancora non gliel'ha chiesto? No, assolutamente. Non ho visto un grande entusiasmo da parte della dirigenza del mio partito nei confronti di una mia possibile candidatura. Cosa un po' suggestiva, visto il consenso che ho. Insomma, non è che comunque ricordiamolo, è mister preferenze a livello veneto. Perché al contempo non è che il partito oggi, a differenza del collega Razzolini, non è che noi stiamo vivendo un particolare momento di euforia, di consenso, di effervescenza. Io metterei in campo tutti i migliori in termini di preferenze, i primi 10 di preferenze li costringerei pistola alla tempia, ovviamente metaforicamente parlando, a una candidatura. Pallottoliere alla mano, un partito certo, un po' in sofferenza dovrebbe schierare i migliori. Questo è proporzionale vero, cioè io Lega sarò contro l'amico di Fratelli d'Italia, anche se sei al governo insieme in regione, nelle province, nei comuni e a Roma, però è proporzionale vero, cioè questa è la lotta per la vita ed è il proporzionale significa consenso anche sulla persona oltre che sul partito. Chiaro che loro avranno un traino dato dalla Premier, però c'è poi la persona che fa la differenza sul territorio, è questo che va tenuto in considerazione. Però io seguendo questa logica, sto tranquillo dove sono, insomma, seguendo questa logica, Salvini pare intenzionato a candidare il generale Vannacci. Lei ci starebbe in un partito che candida come capolista io con il generale Vannacci non c'entro niente. Io non c'entro nulla, non c'entra nulla la mia storia, non c'entra nulla il mio apparato valoriale, non c'entra nulla, io rispetto tutti, cioè non sto dicendo che io ho ragione e Vannacci ha torto, ma i miei valori, il mio credo, la mia cultura, la mia sensibilità c'entra poco o nulla, ecco, con il generale Vannacci. Non ha nulla a che fare con questa impostazione, diciamo. No, con il suo verbo, no? Lo rispetto come rispetto le idee di tutti, ma non sono le mie idee. E da uomo libero io lo posso dire tranquillamente e serenamente. Quindi la Lega fino ad oggi, a D5 febbraio 2024, non ha avanzato nessuna richiesta, non le ha fatto nessuna proposta, ma parlerò con il segretario regionale Stefani, parlerò con lui, insomma, per capire almeno come organizzarsi. Ma molto serenamente, insomma. Io ho sempre detto, se il partito ritiene che io sia una risorsa, bene, se non ritiene che io sia una risorsa in questo momento, in altri momenti, in altri ambiti, amen, cioè il mondo va avanti a prescindere, cioè domani comunque sorgerà il sole, che mi candidi io, non mi candidi, che si candidi lei, non c'è nessuno di necessario. Tutti utili, nessuno indispensabile. Abbiamo avuto leader che sono andati al 40%, in 6 mesi sono andati al 5%, cioè, sembrava che l'Italia non potesse fare a meno di questi leader. È tutto, siamo in un momento storico molto fluido, molto liquido, quindi insomma, figuriamoci. Ma se il carroccio nei suoi confronti è gelido, Flavio Tosi, che lei conosce bene, invece è meno gelido. È molto meno gelido. Sì, è meno gelido. Evidentemente lui avrà altre idee, altre dinamiche. Non posso nascondere che, visto che siamo stati nemici acerrimi, che mi abbia fatto piacere la richiesta che è venuta da Forza Italia come da altri partiti, anche di sinistra. Ovviamente fa molto piacere, è che io sono nato qua e qua vorrei restare, insomma, ecco. Questa è la mia casa. È una sorta di ultimatum il suo alla Lega? No, ultimatum no, è che mi piacerebbe capire qual è la strategia, ecco, questa è, nel senso che non candidiamo i marcato e tutti quelli come marcato, e candidiamo tutti i Mister X e le Mrs. X dall'altra parte e stravinciamo. Ma benissimo, voglio dire, se non è così, però le scelte poi devono anche essere supportate da prese di coscienza, perché altrimenti non è che va bene, come dire, ogni scelta va bene a prescindere dal risultato, no, la scelta poi ha un risultato e il risultato ha una conseguenza, è questo che mi preoccupa. Roberto Marcato, Bulldog Marcato, intervistato da Christian Arboit su Antenna 3, c'era in studio anche Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
Anche nell'antichità le donne si truccavano e così, è una conferma che è arrivata dagli studi dell'Università di Padova e di Teheran. Hanno scoperto che c'era un rossetto 4.000 anni fa ed è il rossetto più antico del mondo. Il più antico rossetto ha 4.000 anni ed è stato scoperto in Iran. È l'esito di una ricerca internazionale di un'equipe dell'Università di Padova in collaborazione con la Facoltà di Archeologia dell'Università di Teheran. I ricercatori hanno analizzato il contenuto di un flacone in clorite finemente scolpito, datato mediante radiocarbonio tra il 1900 e il 1700 a.C. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports ed evidenzia risultati sorprendenti. Si tratta di una preparazione cosmetica di colore rosso cupo a base di ematite, manganite e braunite, mescolato con cere e oli vegetali. La sua specifica composizione, molto simile a quella di un moderno rossetto, era probabilmente usata per colorare le labbra. Questa scoperta, dice Massimo Vidale del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova, rivela come gli artigiani dell'antico Iran avessero elaborato conoscenze molto avanzate su composti metallici naturali ma anche sintetici che permettevano la produzione di kohl, la nostra matita nera per gli occhi, ma anche di fondotinta e di ombretti, mischiando clorocarbonati di rame e piombo con urea per renderli verde-azzurro. La scoperta mostra le conoscenze profonde di mineralogia di queste popolazioni e suggerisce che il trucco fosse prerogativa di uno strato elitario della popolazione. In un nostro documentario ci aveva parlato della sua campagna di Russia e oggi Giuseppe Bassi di Villanova di Campo San Piero ha compiuto 105 anni. 105 anni e non sentirli. Ha festeggiato un nuovo eccezionale traguardo Giuseppe Bassi di Villanova di Campo San Piero nell'Alta Padovana, ricevendo la visita anche del sindaco Saragaiani e di Lorenzo Mostran, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Giuseppe Bassi è stato protagonista di un documentario ed è stato intervistato dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino, dove ha raccontato l'esperienza della campagna di Russia. Quando il sindaco ha chiesto come si sentisse, Giuseppe ha risposto che nemmeno i 105 anni gli pesano. È tutto per oggi, grazie molte a Francesco Cerone e Italo Morao in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata, arrivederci.